250.000 kW all'anno prodotti grazie ai pannelli fotovoltaici solo nel Padovano e nel Vicentino, ma nell'intero Veneto il potenziale di sviluppo di questa fonte energetica è di 30 volte superiore a quello attuale. Un mercato nuovo e finanziariamente appetibile è quello delle energie rinnovabili, che proprio qui nella nostra regione potrebbe prendere il volo. A crederci è Veneto Sviluppo, la finanziaria della regione che per supportare gli imprenditori che intendono investire nel settore ha dato vita ad una nuova società, la Enrive SpA. Riteniamo che sia fondamentale in questa fase favorire mercati nuovi, nuove possibilità di investimento e credo che in questi termini Veneto Sviluppo abbia potuto rispettare quella che è la sua mission e scegliere di fare questo intervento assieme a una società specializzata in questi termini e quindi dare una forma di accompagnamento e di assistenza agli investitori in questo settore. La Enrive è partecipata al 50% da Veneto Sviluppo e da Sinloc, il sistema iniziative locali che riunisce le maggiori 9 fondazioni bancarie del territorio, ha per ora una capitalizzazione di 1 milione di euro, ma 41 milioni sono già stati messi a disposizione da una legge regionale proprio per sostenere le aziende che investono nelle energie rinnovabili. Una sfida che andrà colta comunque, con o senza il nucleare, di cui negli ultimi mesi si continua a parlare. Anche se si facesse la scelta nucleare prima del 2020 questa non sarà operativa. Abbiamo 10 anni di mercato che speriamo riprenda una evoluzione e un'espansione che ci ha caratterizzato negli anni passati e quindi credo che anche in questa direzione sia nostro dovere accompagnare le imprese che credono in questa possibilità, in questa opportunità e d'altra parte uno sforzo che fa il nostro Paese, che fa il Veneto, ma che si sta interrogando e sta facendo tutto il sistema europeo nei mercati più evoluti, più intensi e quella che poi prende atto che la domanda di energia sarà sempre crescente.